Amici sportivi, ben ritrovati a Sport in Casa, la trasmissione che per tutta l'estate, tutte le sere, continuerà ad approfondire le tematiche dello sport, non solo nostrano, ma lo sport che tocca da vicino la realtà che noi viviamo quotidianamente. Questa sera proseguiamo con la discussione su quello che sta succedendo e che succederà nel mondo del calcio dilettantistico. È una puntata un po' particolare perché andiamo a celebrare con tutti gli scongiuri e con tutte le precauzioni del caso la promozione del calcio San Giorgio in Bosco in eccellenza. Questo perché? Perché abbiamo il piacere di avere con noi Moreno Visentin, l'allenatore del calcio San Giorgio in Bosco. Buonasera Moreno. Buonasera Alex, buonasera a tutti. Allora, manca l'ufficialità che arriverà il 3 giugno, però voglio dire le linee guida della federazione convergono tutte nel premiare la prima in classifica al momento dello stop di fine febbraio e garantire la promozione in eccellenza per questa squadra. Questo vorrebbe dire il coronamento di un percorso straordinario che ha fatto il calcio San Giorgio in Bosco quest'anno. Si era creata una voragine fra voi e il secondo posto, insomma. Come ti senti questa, possiamo dirla quasi ufficialmente, questa vittoria? Come te la senti? Come la giudichi? Allora, sappiamo che non è ancora confermata la cosa, però sembra siamo vicini. È chiaro che aspettiamo l'ufficialità prima di, speriamo, poter brindare almeno un metro uno dall'altro, no? E questa è una cosa che ci farebbe molto piacere. È chiaro che la corsa sul campo, raggiungere l'obiettivo sul campo sarebbe stato preferibile, ma in questo momento dobbiamo accettare gli eventi e vediamo la risposta finale, però insomma sembra siamo sulla buona strada, insomma. Moreno, cosa ti resta dentro di quest'annata? Un'annata vissuta sempre da protagonista, insomma, primo posto dalla prima giornata, senza mai cedere lo scettro, un cammino veramente impressionante per tanti, per tutti. Il San Giorgio in Bosco era forse la favorita del girone di promozione, però avere i favori del pronostico non è sempre sinonimo di garanzia poi di successo. Sì, è vero, come dici te, siamo sempre stati là davanti con un margine minimo di 5-6 punti all'incirca, poi siamo riusciti ad allungare e allo stop eravamo a più 13. Cosa resta dentro? Resta dentro sicuramente un'annata importante, iniziata molto presto per noi, perché abbiamo iniziato ad allenarci il 1° di agosto. È stata una mia decisione anche per dare un segnale all'ambiente che si voleva fare una stagione, provare a fare una stagione importante. Eravamo sulla buona strada, i ragazzi sono stati sempre straordinari, encomiabili durante la settimana, si sono sempre allenati molto bene, poi alla domenica insomma portavano in campo tutte quelle che erano le loro caratteristiche migliori. Ecco, purtroppo tutti conosciamo la storia recente poi invece di questo campionato, da febbraio lo stop di qualsiasi forma di attività sportiva, quindi congelamento delle classifiche, mesi di dibattito su quale sarà il futuro, si riprende a giocare, non si riprende a giocare, insomma alla fine sembra che tutti i nodi stanno venendo al pettine, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, però questi mesi, questi ultimi 3 mesi, quanto hanno cambiato te come allenatore, te come uomo e quanto hanno cambiato secondo te il calcio dilettantistico del padovano, visto che è una realtà che conosci bene? Beh, allora, io l'ho vissuta, ho cercato di viverla in maniera abbastanza serena, anche se il campo ti manca molto, i ragazzi ti mancano, l'ambiente sportivo ti manca, cercando di continuare a studiare, a ricercare cose nuove, a trovare nuovi stimoli di continuo, e il calcio credo non cambierà, bisognerà sapere aspettare il momento buono per ripartire, il momento opportuno, bisogna avere pazienza, stare tranquilli, sapere aspettare il momento giusto. Ecco, a tal proposito Moreno, siamo in perfetta sintonia perché la prossima domanda, neanche a farla apposta, riguarda
una considerazione un po' particolare, perché qui in questa trasmissione e in quelle che verranno stiamo raccogliendo le impressioni, i giudizi di esperti, di addetti ai lavori, stiamo misurando un pochino la temperatura del calcio dilettantistico di casa nostra per capire cosa ne pensano realmente i protagonisti. Parlando con te è emerso un po' di scetticismo su quella che è l'eventuale ripresa dei campionati a settembre. Ricordiamo che nulla è ancora ufficiale, noi lo ripetiamo spesso perché è importante far passare questo messaggio. La federazione sta lavorando in una situazione di certo non facile, non preventivabile, però si sta arrivando a una definizione verosimile di quello che sarà la prossima stagione e in tanti convergono nel far ripartire il campionato a metà settembre o i primi di ottobre. Tu invece sei un po' più pessimista e vedi come data utile per ricominciare addirittura il 2021. Faccio fatica ad immaginare il calcio prima di allora perché credo sia un po' complicata la cosa in questo momento, insomma, a detta degli addetti ai lavori, dei responsabili, i vari requisiti da tenere se si ritorna in campo, è un po' complicata la cosa. Bisogna vedere cosa succede, come si evolve la situazione. È chiaro che dal mio punto di vista se dobbiamo ripartire a settembre deve essere un filotto di continuità. Fermarci potrebbe essere un po' un problema dal punto di vista gestionale, penso. Bisogna vedere un attimino la situazione. Assolutamente, perché ne approfitto, parliamo, analizziamo questi due scenari, insomma ripartire adesso a settembre per poi fermarsi eventualmente a fine anno, quindi a novembre, a dicembre, in concomitanza con quella che tutti speriamo non sarà la seconda ondata del virus, potrebbe essere veramente, come si suol dire, la mazzata che rende zoppo definitivamente l'intero movimento calcistico dei dilettanti. Questo sarebbe un grosso problema, ma tenere addirittura tutto il 2020 fermo, perché in pratica insomma, i campionati hanno avuto il loro stop a fine febbraio, quindi 10 mesi senza calcio, questo che conseguenze porterebbe? Ma prima di tutto, secondo me, in momenti come questi bisogna stare equilibrati, avere la pazienza che le cose si risolvano, che trovare delle soluzioni giuste per il calcio dilettantistico, perché poi nei professionisti, stiamo parlando di tutt'altra cosa, altre strutture, altre situazioni. Nei dilettanti non è semplice gestire la situazione. In questo momento non vorrei essere chi deve decidere i vari requisiti perché è veramente complicata la cosa. Torno a ripetere, a volte bisogna essere un po' come l'alpinista, acclimatarci sotto la montagna e aspettare il momento opportuno per ripartire. Ecco, quindi come potrebbero essere vissuti in alternativa questi mesi di, tra virgolette, astinenza dallo sport? Che rapporto, per esempio, deve avere l'allenatore con i suoi giocatori durante questi mesi di inattività per cementare il gruppo, per tenere viva comunque quell'unione che si è formata durante la stagione, ben consapevole che poi insomma le rose delle squadre cambiano e cambieranno perché è il gioco delle parti, c'è il calciomercato, insomma ognuno poi farà le proprie scelte, però a livello umano come vengono gestiti o come dovrebbero essere gestiti questi mesi? Beh, io questi mesi li ho gestiti telefonicamente con i ragazzi, ci siamo sempre sentiti dal più anziano al più giovane, dai componenti dello staff, abbiamo sempre fatto una chiacchierata generale, però l'importante è avere un contatto umano che tenga il rapporto, anche perché quest'anno veramente avevo un gruppo di persone straordinarie da quel punto di vista ed era anche un piacere sentirli perché insomma si poteva sempre continuare a dialogare su quello che è il calcio il nostro mondo, insomma. Moreno, parlare di ipotesi e ragionare su queste è sempre difficile, è il nostro mestiere, dobbiamo farlo
lo facciamo cercando di essere più logici, più pragmatici possibili e più informati possibili. Tenendo presente questi principi, andiamo a provare a immaginare un avvio di stagione a metà, fine settembre. Come si riparte e soprattutto che estate poi andremo ad affrontare a livello di mercato, di insomma, ritiri, preparazione estiva. È chiaro che ci dovrà essere un allentamento delle maglie, insomma, strette dei protocolli sanitari, perché è impensabile allenarsi con la mascherina, ma sul campo e fuori, mercato e allenamenti, come ci si può organizzare in vista di settembre? Beh, allora, se i protocolli diranno che a metà settembre possiamo iniziare, bisogna iniziare con la testa sgombra, libera, allenarci come si è sempre fatto. Il mercato deve essere fatto come è sempre stato fatto, perché se ci mettiamo dei paletti in testa diventa complicata la cosa. Allora, se c'è l'ok vuol dire che si può fare, lo facciamo e lo facciamo liberi. Se si riparte con campionati a 18 squadre, quindi gironi a 18 squadre, questo cosa vuol dire? Lo stiamo chiedendo spesso ai nostri ospiti. Vuol dire avere un calendario ancora più fitto, ancora più partite, con l'inserimento inevitabile di qualche turno infrasettimanale. Insomma, rispetto all'anno scorso ci saranno più partite e forse si inizia un pochino dopo. Vuol dire un tour de force. Beh, visto tutta questa astinenza non vedo il problema. Beh, questa è una delle risposte più belle, no? Trasmette e traspare tutta la tua passione. Moreno, domanda da $1 milione, perché siamo a maggio, c'è un'estate di mezzo e, come si suol dire, c'è un mondo da scoprire e da attraversare. Però l'allenatore vincente di quest'anno, che ha portato il San Giorgio in Bosco in eccellenza, resta sulla sua panchina anche la prossima stagione? Allora, con la società dobbiamo valutare un paio di cose. Chiaramente a San Giorgio ho passato 4 anni fantastici, quest'anno speriamo di avere l'ufficialità dell'eccellenza. È chiaro che ci sono delle cose da valutare con la società e siccome il San Giorgio è una società che ragiona con la testa, chiaramente vedremo insieme quale potrebbe essere il percorso possibile da fare. In eccellenza l'anno prossimo, se tutto andrà bene, insomma, oramai siamo anche un pochino stanchi di fare tutti questi incisi e queste precisazioni, però sono d'obbligo, sono di dovere, quindi l'anno prossimo potresti incontrare nel tuo girone 2 squadre, insomma, non da poco. Il Bassano, che ha grandi ambizioni di salire il prima possibile, insomma, di campionato in campionato, e molto verosimilmente anche lo Schio. 2 realtà che qui nel Bassanese conosciamo benissimo e che conosci anche tu. Insomma, non sarà proprio una passeggiata il campionato d'eccellenza l'anno prossimo. Non lo era neanche il campionato di promozione. Quello sicuramente, però. Allora, sicuramente sono delle società di tutto rispetto, però che ti danno anche grandi stimoli. Non vedrei solo il Bassano, lo Schio, ci sono anche tante altre squadre da affrontare. È chiaro che siamo ben felici se arriva la promozione ufficiale, di incontrarli e metterci alla prova, perché no? Beh, l'emozione di giocare al Mercante sicuramente è qualcosa che tanti giocatori della tua squadra, insomma, hanno l'ambizione di provare. A proposito della tua squadra, lo zoccolo duro rimane? Insomma, l'ossatura non verrà smantellata? Allora, dobbiamo parlare con i ragazzi, cercheremo sicuramente, se tutto va a buon fine con la società e il sottoscritto, di mantenere lo zoccolo duro, perché hanno fatto un ottimo campionato fino a febbraio. Non vedo il motivo di smantellare il gruppo, insomma. Moreno Visentin è spesso ospite da noi in questa stagione, ci ha fatto compagnia. Prima o poi riusciremo a farlo sbottonare un pochino di più, perché è sempre prudente sulle sue dichiarazioni, ma noi
fa sempre piacere fare quattro chiacchiere con lui. Lo ringraziamo per essere stato con noi, grazie mister. Grazie a te Alex, grazie a tutti. E l'appuntamento con tutti voi, come sempre, ogni sera, ore 20:05 circa, su Rete Veneta. Grazie e buona serata. Buonasera.